Perché 20 kg su da caso, Sì, che sì. e che uno panai non ti piace su caso? Che non ti piace su caso ti mandavo, 10 kg fai sul fattorio, poi fa una cosa esatta, ti potevo mandare 10 kg di gas per prima volta e la seconda volta ti mandavo su mancare su cestino, un tipico prodotto sacro. O che ho due cestini, anziché 10 kg di gas e un cestino ti mandavo 2 cestini, punto, così come oggi, Sì, ma poi questa cultura sacra, questa sua storia sta considerata sempre un'attività arcaica, beccia, è stata una cosa prima, si è primata così dentro, è una cosa di no. Ma secondo te, questa è una cosa che hai fuori del tempo, su fare sua storia, o sta ancora no, non è che in suo tempo nostro, non è che sia fuori del tempo, perché sapete il sacco, sono balli nulla, non riuscivo che sia gruppo sa politica o gruppo sa gruppo non si però non si c'è qua tra però poi vostei ha posto un pari su computer chi usa dei fili di vostei e queste attività di sì, cosa. Perciò su tempo moderno pure voi delle possibilità di questa pastoria del BIF ancora? Non lo so se ho con questa speranza vogliamo andare non ma che abbiamo anticipato a davanti sì. Ma tu stessi ti immagini questa Sardegna senza pastoria? E adesso lo sai, è più feo di così. Ma scegliete voi che è un fatto economico o è un fatto culturale? Ma penso che sia da canto economico. Se un nasce offende gusto, se vanno a fare un'altra cosa non so mai. Vabbè, ma queste scelte non fai, uno va a fabbrica pure guadagna e banda da. Ma a dove che sei equilibrato, perché sempre simpatia. Oh, è suo pastore, buono, ti devi bene. Insomma, narrata che su pastori vivrà questa solitudine, ma è vero? No, non è vero. Non è vero, Non è vero, perché abbiamo detto noi, ma pegando tu a ciò che via la storia libera è partita, o a cercare sposa fredda, o a cercare un amico, non dico, per solitudine, cosa obbligato a fare la vita solitudine. Cosa obbligato a cambiare questa cosa è cambiata. È bello che in quota a essere in questa tranquillità di questa campagna? Questo è bellissimo, no, questo è bellissimo. Devo essere un sposato, tranquillo e pacifico, senza nessuna preoccupazione, aria libera, tranquillamente, vivo tranquillo, sposato. Me l'ha preso voi, non ti dato problemi. Gli altri problemi ci sono. In ogni attività, in ogni attività ti tens problema solo, però con vivi si vive bene, sapete, aria aperta, questo è un vantaggio. Oddio, vivo bene, uno che non nasce qua fai questo sicuramente non fa bene. Ma e questa attività di vostè, con questa adozione a distanza, con questo pastore tecnologico, è migliorata oppure è stata rassogliata? No, un mimo perché questa cosa mi ha aiutato un po'. Se continua a me mi va aiutando. Andate aiutato economicamente, scetti oppure meno sociale? Economicamente e moralmente. Il rapporto sociale da abbastanza. Il giornalista da ma io poi rispondo a questo adesso gioca a traballare ma voi quindi deve governare tutto questo traballo e se viene in dono sta signora questa attività di no questa esperienza a migliorare un film questa famiglia è come speranza, come prospettiva, come possibilità di no insomma si può castigare a crasi con bruso entusiasmo sì prima ho dovuto sarà un bel coraggio cioè non è che si aspettava di diventare ricco subito, non si dipende da ricco subito, si nasce. Però se diventato ricco di un'altra maniera e ho conosciuto un altro mondo di vita, forse di speranza, stretto su un ambiente che voi non c'era la speranza di riuscire avanti, invece io ci penso a te io, perché franco su questo,
persone. Se speranza di me da giovane su 10 il corso è appena chi diventa mindando. No, fino a io no. si gioca da dare. Chiunque pensa di avere noi appena Un po' dall'asta della pecora, un po' dal computer, un po' da un'altra idea nuova. Sono robe nuove. Questo di Emilio Concas e di Sardinia Farm è veramente un progetto degno di nota. Siamo lieti di avervi fatto scoprire una nuova attività in Sardegna e di aver colto una nuova prospettiva con la quale poter arricchire di nuovi significati il mondo pastorale sardo. Un mondo che ha ancora tanto da dire e tanti modi per esprimersi fuori dai pregiudizi e dai luoghi comuni. Lo diciamo sempre, è un nostro motto, le cose si possono fare anche in Sardegna, basta avere il coraggio di essere. Anche noi di Teleindipendenza abbiamo deciso di adottare una pecora a distanza, abbiamo deciso anche il nome, Libera. Speriamo sia un auspicio per tempi migliori, consapevoli che solo la libertà e la sovranità sulla nostra terra sono il modo migliore per governare e creare benessere per noi stessi e per tutti coloro che verranno. Grazie ancora ad Emilio Concas e a tutta la sua famiglia. A presto con una nuova puntata di Nara Chiesese.